Centro anch'io, centro anch'io. Amici, bentrovati. Anche oggi ci troviamo qui in zona Carmine, a 2 passi dalla chiesa di Santa Maria del Carmine, per raccontarvi altre interessanti curiosità. A lato della chiesa del Carmine possiamo vedere un perno di ferro conficcato nella parete. Che cos'è? È il perno di una ruota di un mulino ad acqua che un tempo sorgeva qui e che veniva azionato grazie alle acque del fiume Bova, che scorreva e che scorre ancora oggi sotto vicolo San Faustino, lungo il lato orientale della chiesa. Un tempo, infatti, nella zona di San Faustino e del Carmine c'erano numerosi opifici artigianali che sfruttavano le acque dei numerosi fiumiciattoli e rogge che derivavano dal fiume Garza e che scorrevano in città. La forma delle case di questa zona seguiva quella di questi fiumi e molte chiese, conventi e botteghe usavano maglie e ruote per azionare i propri macchinari. Di fronte alla chiesa del Carmine c'è invece una casa molto particolare. Sui cornicioni delle finestre al primo piano sono incisi 3 motti popolari: mira che Dio ti mira, chi mal vive mal muore e pensa et poi fa. Enche le senter nie signor nie madone, o voi senter nie signor nie madone. Cioè? Poto mi interessa un c***o, scusa, in parole povere, non mi interessa un c***o. Gagna madone ne signor. A chi lo dice lei questa? Signor. A chi lo dice? A qualsiasi persona che marron le vale. Alla moglie no. La moglie ogni tanto sì. Vai vedere mia signora Madonna, dica vedere mia signora Madonna. E lei adesso che vuol vedere? Una bella statuina magari, alla mia età, le vai del Signore della Madonna. Voi senter, le senter, nie signor nie madone, che vuol dire? Rompemi. Arrivederci. Ciao, bello. E cosa vorrebbe sapere? Che significa voi senter, nie signor nie madone? Sì, qualcuno che si lamenta, ma non so spiegarmi. Voi senter, nie signor nie madone. Beh, quando uno è un po' arrabbiato o sente ne signor nie madone. Lei non è mai arrabbiato. Poco, a me piace ridere, malgrado tutto mi piace ancora ridere. Evviva il signor Franco! Grazie. Sì, basta, vuole traduzione? Basta, non voglio più sentire niente di questo che stiamo dicendo. Non di questo, vero? No, questo, di quello che sta dicendo, quello della frase. Grazie. Non voglio sentire ragioni Ah, Marco, del genere. voglio andare adesso. Ok, Grazie, ciao. ciao. Che non vuoi sentire storie di nessun genere? Lo dice lei? No, questo non l'ho mai detto. Brava Susi. Susi, bravissima. Basta, eh? Non voglio sentire né signori né madonne. E che vuol dire? Non ne voglio sapere. Brava. Sono passata? Promossa? 10 lode. Ah, ecco, no, perché mi fanno sempre il corso di bresciano, per cui voglio dire, sfonda una porta aperta. È andata benone, grazie. Grazie a lei. Però tradurre in italiano non voglio sentire storie di nessun tipo, insomma. Chiudiamola qui. Non voglio sentir parlare di questo argomento, insomma non mi interessa, ecco. È inutile che tu mi stia stufando perché vuoi sentire mia signora Madonna. Poco diplomatico, Assolutamente impolitico. Vuoi sentire mia signora e madone. E vuol dire che non vuol sentire assolutamente nessuna ragione. A lei capita di dirlo o di sentirselo dire? Beh, una volta, adesso in italiano non parlo più, però una volta si diceva, insomma, ecco. Sì. Le senter, nie signor, nie madone, insomma, essere decisi, determinati e dire non ne voglio proprio sapere. Va bene così, basta così. La verità è questa. Grazie amici, arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Centro anch'io.